Amici bellini, allora, vi ha convinto l'analisi glaciale, quella freddissima, quella che non è preoccupata del risultato? Io poi anche su Fan Rating ho dato i numeri, ho dato delle pagelle un pochino che potrebbero far discutere, fatevelo un giro sul canale YouTube di Fan Rating e vedete se vi piacciono le pagelle, perché là li diamo i numeri, qua facciamo solamente analisi. E mo' io devo parlare delle parole di Spalletti, perché cominciamo. Allora, amici miei, amiche mie, nemici di tutti e compagni di merenda, quando purtroppo voi non lasciate like, questo succede. Non è vero, non è colpa vostra, voi siete bellini in live, in pre-live, con like preventivi, i like a prescindere, i like quando sono dispiaciuto, i like quando sono felice. Io poi sono felice, io sono in un periodo della mia vita veramente di serenità assoluta, quindi non c'è problema. È chiaro che dal calcio noi ci aspettiamo quella ciliegina sulla torta. Vediamo, parliamoci chiaro e guardiamoci nell'anima. Noi dobbiamo cercare le nostre felicità da un'altra parte. Ecco, cerchiamo di essere soddisfatti della nostra vita, cioè costruire le nostre fortune, perché purtroppo non dipende da noi. È questo, uno non se la sceglie nemmeno la fede, capita una cosa e tu diventi tifoso del Napoli. Essere tifoso del Napoli significa un pochino soffrire, significa che niente ci è dato per scontato, e quindi noi sappiamo che il nostro percorso è questo, fatto di ostacoli, fatto di imprevisti, fatto di grandi speranze, di cose imponderabili e poi anche di scivolate che capitano ciclicamente quando dobbiamo accelerare e dare una botta al campionato. Chiaramente dalle parole, visto che noi cerchiamo di non essere risultatristi e cerchiamo di analizzare le parole di Spalletti per capire si poteva fare qualcosa di più, c'è stato un errore di piano gara, purtroppo ci rifanno spesso, le domande sono sempre le stesse, perché gli chiedono un punto guadagnato, sono 2 punti persi, e se visto che allora nessuno lo volevi, vi interessa solo questo, a nessuno che abbia fatto né a DAZN, perché ho ascoltato DAZN, e poi la conferenza peggio ancora, perché proprio 2 domandine scritte poi riportate da un giornalista cagliaritano, quindi non se ne fregavano nemmeno più di tanto, perché qualcuno che mi dicesse perché, che cosa significa. Sono protocolli Covid, una volta si fa, una volta non si fa, una volta sono fiume, una volta non ci sono nemmeno i rappresentanti del Napoli, arrivederci e se ne vanno. Mi dovete spiegare dov'è la logica, dove c'è la ratio, ma lasciamo perdere. Un punto perso, un punto guadagnato, 2 punti persi, un po' tutte e due. Spalletti è moderatamente soddisfatto almeno della reazione, ma l'analisi, dice Spalletti, è importante. È grazie al dazio, rispondo io, è chiaro, è l'analisi che voglio sentire da te. E lui Spalletti ci dice, loro lo volevano fare i duelli e l'hanno messa sui duelli e lì noi perdiamo, perché sui duelli noi perdiamo, non siamo abituati, le seconde palle, la lotta eccetera eccetera, e perdiamo anche perché, e dobbiamo dare atto e dare l'attenuante a Spalletti e a questi giocatori, se tu devi fare i duelli a centrocampo e hai Demme e Zielinski e lo stesso Elmas che ci mette un po' di fisicità, ma non hai Anghissà e non hai Fabian, è chiaro che diventa complicato. Però se Spalletti ci dice noi dovevamo puntare sul gioco e loro puntavano sui duelli, se tu punti sul gioco e fai sparire il pallone e sei in grado di farlo, probabilmente sei più in grado con Fabian e Lobotka, ma lo puoi fare anche con Dem. Perché? E nessuno che gliel'ha chiesto, e glielo chiedo io e non ci risponderà, e lo chiedo a voi, ma voi già avete lo stesso dubbio mio. Perché non confermi la formazione che ci fa stare più a nostro agio, che è ricalcata su di noi? 4-2-3-1, lo stesso 4-3-3 ha funzionato in altre partite nel girone di andata. Invece questo sconvolgere, questo andare praticamente quasi a specchio con il Cagliari, con 3 difensori, i 2 terzini più bloccati, perché poi sappiamo che Di Lorenzo si spinge, fa avanti e indietro, ma non ha una qualità eccelsa poi nel cross e nella finalizzazione o nella rifinitura. Mario Rui ha più qualità nella rifinitura, però magari soffre a fare tutta la fascia fisicamente. Non mi spiego questa scelta, perché comunque all'interno della partita e delle difficoltà, delle assenze anche dell'ultimo minuto, non vuoi utilizzare Fabian dall'inizio, non vuoi utilizzare Osimhen dall'inizio, benissimo, ma potevi tranquillamente mettere un Unas
lì al posto di Politano e Lozano, Elmas nella zona di Insigne, che è proprio una zona che a lui gli confà, Mertens dietro a Petagna, oppure mettevi Mertens tranquillamente in attacco con Zielinski dietro, Demme lì si doveva giostrare un po' la situazione, qualcuno paventava anche addirittura Mario Rui a centrocampo, lo abbiamo visto, lo può anche fare, certo diventavi proprio debole, però se tu la debolezza la trasformi in un'opportunità e tieni tu il pallone, perché decidi che tieni tu il pallone, anche un Lobotka piccolino funziona. Allora capite che non capisco la coerenza di piano gara. Se tu vuoi fare la partita ti metti in un certo modo, quindi qua lascio il dubbio a tutti noi. Mi aspettavo di più, dice Spalletti, comunque dai tu l'importanza alla partita con la prestazione, ed evidentemente qua Spalletti si sta togliendo un pochino di responsabilità da dosso, perché avrebbe voluto vedere un po' più di applicazione anche poi nei duelli da parte di certi giocatori che sono venuti meno. Ma va benissimo. Le assenze, gli richiedono delle assenze che ci sono, perché noi non è che diamo tutta la colpa a Spalletti, lo sapete, si va sempre al di là. Le assenze è chiaro che ci sono, però lui dice noi abbiamo fatto le nostre partite, la solita cosa, la solita risposta di Spalletti, noi abbiamo la possibilità di mettere una squadra in campo con dei comportamenti per cui eccetera eccetera, però lui gli scappa Spalletti, dice, però mi dà noia sostituire Di Lorenzo subito, perché Di Lorenzo è forte, e anche il fatto che ti devi giocare una sostituzione come capitò con Politano, e non c'è dubbio che siamo sfortunati in questo. Poi Osi è forte, è più forte, Osimhen è più forte, lo avete visto tutti che è più forte, e qua non si fa altro che chiamare in causa anche un pochino la società, perché avere Petagna come vice Osimhen, è chiaro, tu puoi dire Mertens è il vice Osimhen, ma poi Mertens a volte lo devi usare, o lo usi col contagocce, o lo usi bene, o lo usi sotto punta, insomma ci sono molti equivoci che si stanno creando in questo finale di stagione, ma Osimhen è più forte. Ma non era pretattica quando lui diceva, perché poi se la prende, dice voi scrivete, pensate che era pretattica, Osimhen aveva il ginocchio gonfio, ha dato lui la disponibilità, e Fabian, oltre ai punti, perché non era il problema solamente della testa araputa, ma tranquillamente era a rischio strappo perché si era gonfia, questi muscoli che si induriscono sempre. E poi sotto nei commenti qualcuno mi potrà dire ma questo staff medico, io là non vi posso dire niente ragazzi, perché non è proprio il mio campo, in quel caso non si può intuire, la tattica si può intuire, ma sulla cosa medica non mi permetto proprio. Gli si chiede di Petagna anche, ovviamente sì, ha fatto la partita che ha potuto fare, è chiaro, ma ha avuto anche tante palle sporche non facili da gestire eccetera eccetera. Poi però con DAZN spiega anche meglio questa situazione, e Spalletti parla di un super Ospina perché il Cagliari è cresciuto in questo periodo con Mazzarri eccetera eccetera, e meritavano qualcosa di più, anzi Spalletti a DAZN dice forse noi meritavamo qualcosa di meno, sottolineando più che i meriti del Cagliari i demeriti nostri, e questo è anche un passaggio importante. Hanno fatto la partita che volevano loro, occasione persa, la solita domanda dell'occasione persa, perché visto che hanno perso tutti eccetera eccetera, Spalletti dice, giustamente dice sì, ma è una banalità, è chiaro, l'occasione persa non è un'analisi della partita, è la cronaca della partita, è la cronaca della giornata, è chiaro, perdono tutti, perdono punti, qualcuno pareggia eccetera eccetera, è normale che è un'occasione persa se tu sei l'ultimo a giocare, non c'è proprio dubbio, il problema è poi analizzare il perché si è arrivati a questa partita qua. Per come mai hai discusso con Elmas a fine partita, perché l'abbiamo visto che comunque ha urlato, Spalletti urla, non so se qualcuno se ne è reso conto, Spalletti urla in testa per tutta la partita a tutti, quindi questo ricordiamocelo, e dice no, io perché me lo sono trovato davanti ho approfittato per ricordargli delle cose, poi il sorriso, bischero, tutta una serie di cose che non ho capito, che dice non reggiamo, ecco questo è il passaggio, non reggiamo l'uno contro uno, quando si creano poi duelli individuali perché tutti ti vengono a prendere eccetera eccetera, e devi dare una palla a un Petagna, una palla sui piedi, una palla che tu devi mantenere, tu là fisicamente devi reggere, e deve reggere Petagna, deve reggere Demme, deve reggere Zielinski, deve reggere Mertens, deve reggere Elmas, e questo non è avvenuto. Allora o tu costruivi veramente dal basso, perché poi l'ho guardata la partita, il Cagliari non è che faceva un pressing asfissiantissimo alla Atalanta oppure una cosa proprio così, sì, ti venivano a prendere a centrocampo, ma non era proprio una roba impossibile da gestire, quindi il Napoli è venuto un pochino meno, e si può dire. La classifica del Ciapa no, perché poi
ai giornalisti interessa solamente la classifica, perché così fanno i titoli, e quindi nessuno lo vuole vincere questo scudetto, eccetera eccetera. Spalletti cambia la domanda e dice pure le squadre che stanno retrocedendo a dicembre, poi praticamente parla del mercato di gennaio, e quindi alcune squadre che si sono rinforzate adesso stanno mettendo in difficoltà anche le squadre più grosse che stanno lottando per lo scudetto, eccetera eccetera. Io la vedo al contrario, nel senso, sì, è chiaro, c'è la disperazione, il mercato che hanno fatto le squadre più piccoline, ma io vedo una mediocrità delle squadre grandi che non riescono ad ammazzare le partite, vanno in difficoltà, vanno in affanno quando hanno gli impegni europei, eccetera eccetera. Non che bisogna uscire dall'Europa per concentrarsi sul campionato, perché siamo ridicoli, ma dobbiamo crescere di livello in generale, perché ragazzi, Dzeko è un grandissimo campione, però Lukaku è più giovane e Dzeko sta pagando la sua età, allora qualche partita te la risolve. Nel campionato italiano può essere anche che basti uno Dzeko anziano per comunque mantenere la testa della classifica e essere poi la favorita per lo scudetto, però a un certo punto puoi anche pagare, e questo è. Il Napoli sta pagando invece una squadra molto fragile fisicamente, oltre che mentalmente, nel senso che muscolari, infortuni traumatici, sfortune, eccetera eccetera. È veramente complicato mantenere un assetto, perché poi noi ce la prendiamo con i giocatori, la mentalità, l'ultimo passaggio, però è anche difficile mantenere un assetto coerente anche tattico. Però purtroppo questa è la realtà dei fatti, siamo un po' indietro in Italia. Adesso arriva il Barcellona, la Lazio e il Milan. Che emozioni sono? Le emozioni sono le partite che noi sogniamo da giocare da bambini, le solite cose che chiedono a Spalletti, però Spalletti ci ricordi, io me le voglio giocare, ma speriamo anche di recuperare dei giocatori in modo tale che posso mettere una formazione in campo un pochino più, che se la possa giocare insomma all'altezza poi degli avversari, perché ragazzi noi abbiamo, parliamoci chiaro, guardiamoci nell'anima, abbiamo un calendario adesso difficilissimo, sarà proprio un momento di un tour de force, proprio partite una dietro l'altra complicatissime. Il Barcellona lo sappiamo, è molto complicata da sbangare, la Lazio è un pericolo pubblico perché ti può fregare in contropiede ed hanno una percentuale realizzativa alta, segnano, li prendono i gol, però noi stiamo segnando poco, quindi è una partita particolare che secondo me di mercoledì, diamo i numeri su Caffè Napoli TV, la possiamo anche anticipare. E poi il Milan che sta facendo un percorso veramente simile a quello del Napoli, con qualche scivolone, vedi lo Spezia, vedi la Salernitana, uguale al Napoli, e insomma così, e con anche loro ma parecchie difficoltà fisiche. È proprio questo. Non ci sono altre cose, non ho trovato interviste a giocatori, se le trovate voi in extremis me lo fate sapere, cercherò di leggere più commenti possibili. Ieri in live abbiamo fatto il possibile, però un pochino il che fare ce l'ho anche oggi, la vita aumenta e che cosa ci vuoi fare. Però ragazzi, io direi, senza guardare necessariamente la classifica, io direi di concentrarci su quelli che sono stati i difetti e i pregi che il Napoli ci ha mostrato in questa stagione finora. Abbiamo dimostrato una certa solidità in difesa, che adesso non è che sta scricchiolando, però stiamo prendendo un golletto ogni volta, e questo si può sistemare, perché l'abbiamo dimostrato anche con Juan Jesus e Rachmani, anzi addirittura meglio, perché K2 non mi sta piacendo, il ritorno dalla Coppa d'Africa, anche questo è un tema. Dobbiamo risolvere il problema in attacco. Non mi è piaciuto l'utilizzo di Mertens finora, l'hai fatto stancare adesso questa partita, speriamo di recuperare un minutaggio più logico, 30 minuti a partita con o al posto di Osimhen, non lo so come risolvere. Il cambio di modulo era anche auspicabile, però non a tornare indietro ad essere più difensivi, ma a essere magari più offensivi, e questo poi ne parleremo con calma, perché queste analisi di Cagliari-Napoli, poi dopo arriverà la vigilia di Barcellona, insomma tantissimi impegni, tantissimi video, tantissimi mi piace se vi piace. Se poi non vi piace, tranquillo, è una cosa di cortesia. Da New York, Valerio Fluido è tutto, ma per ora poi ce ne saranno delle altre, ne vedremo delle belle. Ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose cretine. Sei iscritto pure a TikTok. Niente più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.